Associazioni di consumatori riunite, comunque sempre e solo dalla parte del cittadino, per aiutarlo e per capirlo, anche indagandolo come è accaduto per quanto attiene il mondo giovanile e la percezione che hanno del denaro le nuove leve. I ragazzi sono sempre meno inclini al risparmio e spesso non hanno una reale percezione del valore dei soldi, che per loro sono soprattutto un mezzo per arrivare a generi giudicati imprescindibili come il nuovo iPhone o l'ultimo modello di tablet. È singolare come, per esempio, la cosiddetta paghetta mensile venga fuori essere mediamente di 51 euro, mentre facendo i conti delle spese queste ammontano a poco meno del doppio, 94. Allo stesso modo, mentre i genitori dichiarano di spendere mensilmente 246 euro a figlio, questi ne percepiscono come spesi per loro solo 87. Dati presentati durante un incontro voluto per premiare i nuovi operatori che sono stati formati e dati che sono il frutto proprio del contatto che le associazioni consumieristiche hanno voluto avere con i cittadini, di cui ne sono stati avvicinati 150.000 e la cui importanza è stata spiegata a nome di tutti dal presidente nazionale di Federconsumatori. Se voi sapeste quanti cittadini a volte vengono solamente da noi per parlare della situazione che stanno passando, attraversando, oltre ovviamente quando hanno il raggiro o la truffa. Quindi io ritengo che questa sia una cosa fondamentale.